Buongiorno, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG. Anche oggi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 con un'edizione speciale perché saranno tantissimi i nostri collegamenti oggi, sia con Asiago, perché insomma dobbiamo parlare del raduno del terzo raggruppamento Alpini, la dunata triveneta, insomma, che noi di Rete Veneta seguiremo passo dopo passo con tantissime dirette, con degli appuntamenti che vado a riepilogare velocemente. Sabato sera avremo un'edizione speciale di Focus tutta la sera per non perderci nulla di tutto quello che riguarda le celebrazioni, ma soprattutto insomma ad Asiago con tutti gli eventi, con i cori degli alpini e con tante storie, tanti racconti che noi intercetteremo direttamente sul posto con i nostri inviati, con i nostri colleghi. Sarà un sabato sera davvero emozionante per gli appassionati della storia, ma anche per tutti coloro che hanno nel cuore le penne nere, il loro fascino e il loro incredibile bagaglio di appunto racconti, vicissitudini e testimonianze. E poi domenica fin dalle 8:30 del mattino con una lunghissima diretta. Domenica seguiremo tutto l'ammassamento, poi la resa degli onori al labaro dell'ANA e poi insomma tutta la sfilata e quant'altro. Quindi un weekend che inizia oggi dedicato alle penne nere, dedicato agli alpini e a questo straordinario evento che, vi ripeto, noi di Rete Veneta seguiremo passo dopo passo, vi racconteremo attimo dopo attimo per non farvi perdere nulla di questa pagina della storia, non solo nostra, del Veneto, ma chiaramente è la storia di tutti noi. E poi nel corso di questa edizione di Focus TG tanto spazio verrà dato anche a tutto ciò che riguarda la tragedia della Marmolada. Saremo sul posto con Tiziana Bolognani, con i nostri inviati, collegamenti in diretta perché ci sono importanti novità e allora proprio in attesa di collegarci andiamo a riepilogare velocemente quali sono le novità dell'ultima ora. Oggi sesto giorno di ricerche sulla Marmolada, nell'area leggiamo insomma sia l'ANSA sia quello che ci riportano i nostri colleghi. Dicevamo sesto giorno di ricerche nell'area a valle del distacco del Serracco di Punta Rocca, sono ricominciate le operazioni a terra. Ebbene, le ricerche che sono ancora in corso hanno già dato dei risultati questa mattina perché sono stati trovati altri resti sia di attrezzatura che resti organici. In quota 14 donne e uomini del soccorso alpino e speleologico del Trentino, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e quant'altro. Insomma, il meccanismo, la macchina dei soccorsi lavora a pieno regime. Dicevamo, anche oggi dal ghiacciaio della Marmolada emergono resti di vittime della tragedia avvenuta domenica scorsa. Attrezzatura tecnica, resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori nell'ambito della ricognizione vista udito sul luogo del disastro. Le ricerche sono ancora in corso, si stanno svolgendo proprio in questi minuti e noi fra poco ci collegheremo sul posto. Si stanno svolgendo nella parte bassa della colata di ghiaccio, roccia e fango che ha ceduto insomma domenica. Attenzione perché diamo anche altre informazioni perché i vigili del fuoco volontari del distretto della Val di Fassa sono impegnati
chiaramente dall'inizio dell'emergenza. Io leggo insieme a voi le notizie che ci arrivano proprio in tempo in diretta, insomma in live. Dicevamo, i vigili del fuoco volontari sono assicurati, sono sul posto per assicurare, insomma, il supporto tecnico e logistico agli operatori specializzati. A loro si apprende, è stato anche affidato il delicato compito di ricomporre i resti delle vittime rinvenute in quota e portati nel palaghiaccio di Canazei per l'identificazione. Quindi sono i vigili del fuoco volontari del distretto di Val di Fassa che si stanno occupando di questo. I vigili del fuoco hanno assunto un compito di supporto logistico. Ebbene, nel primo giorno del disastro una quarantina di vigili del fuoco volontari hanno assicurato il proprio appoggio alle squadre dei soccorsi e domani, questa è una notizia che ci è arrivata poco fa, domani il sacerdote e vigile del fuoco volontario Don Mario Bravin celebrerà una messa a suffragio delle vittime assieme all'arcivescovo di Trento Lauri Tisi e al vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol. Quindi queste sono notizie che ci arrivano adesso in questi minuti. Io direi che in attesa di collegarci, stiamo perfezionando i collegamenti, possiamo intanto partire con i servizi, se dalla regia ho l'ok, perché il primo servizio di cui andiamo a parlare, restiamo legati chiaramente in attesa di collegarci con l'altopiano alle tematiche che riguardano gli sviluppi di quello che è successo e sta succedendo in Marmolada. Il primo servizio di oggi è dedicato a Davide ed Erika. Sono ore decisive per i dispersi, per quelli che figurano ancora nell'elenco delle persone di cui non si ha notizia. Vediamo. C'è il ritrovamento di un'altra persona, quindi le vittime salgono a 10. Le vittime salgono a 10, di cui riconosciute con identificazione sono 6, le 4 italiane e le 2 di nazionalità ceca. Il numero delle persone reclamate rimane a 5. Dal ghiaccio della Marmolada continuano ad emergere altri resti delle vittime del seracco crollato domenica scorsa. Attrezzatura tecnica e resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori nell'ambito della ricognizione vista e udito sul luogo del disastro ripresa questa mattina. Potrebbero appartenere ad una 10ª vittima e quindi al momento il bilancio è di 10 morti. Le ricerche ancora in corso si stanno svolgendo sulla parte bassa della colata di ghiaccio, rocce e fango, compresa una zona non interessata dal sopralluogo di ieri mattina. Al lavoro una squadra composta da 14 persone, tra cui 2 unità cinofile. Intanto sono ore cruciali per il riconoscimento delle salme che ancora non hanno un nome. Dopo l'identificazione di 3 escursionisti vicentini, di una donna trentina e di 2 turisti della Repubblica Ceca, restano ancora 4 corpi da identificare. Si attende in queste ore la conferma del DNA. Le 4 salme senza nome potrebbero essere quelli della guida alpina Davide Miotti di Cittadella, insieme alla moglie Erika Campagnaro e della coppia di fidanzati che accompagnavano. Intanto, proprio a Cittadella, comune di origine di Davide Miotti ed Erika Campagnaro, la comunità si stringe alla famiglia della coppia con una veglia di preghiera organizzata dagli amici questa sera alle 21 al Duomo. Il sindaco Luca Pierobona ha fatto sapere che quando verranno fissati i funerali verrà proclamato il lutto cittadino. Continuiamo con altre notizie relative alla tragedia della Marmolada a Canazei poco prima delle 17. Ieri è arrivata anche la Presidente del Senato Casellati, che ha detto grazie ai soccorritori, che si è stretta attorno ai familiari delle vittime. Io sono qui oggi presente per testimoniare la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime, la mia preoccupazione per i feriti e per i dispersi, la mia gratitudine per tutti i soccorritori
che hanno lavorato in grande sinergia, perché questa è una ferita che non è una ferita solo di questo territorio, è una ferita dell'Italia intera. Guardate, questa tragedia interroga le nostre coscienze. Noi dobbiamo riflettere, perché abbiamo, lo dicevo prima, conversando con tutti loro, un'Italia bellissima ma un'Italia fragile. Abbiamo dati sconvolgenti perché il 94% dei comuni sono a rischio idrogeologico. Il nostro Paese ha bisogno di una sorta di casco protettivo. In definitiva, sono qui per dire una parola sola, per sintetizzare il mio incontro dicendo grazie davvero a tutta questa meravigliosa comunità, grazie per quello che avete fatto, che state facendo, che continuate a fare. Le istituzioni sono con voi, non vi lasceremo mai soli. Grazie. Abbiamo ascoltato le parole della Casellati, chiaramente sono parole che accomunano il sentimento di tutti noi, insomma, parole di vicinanza alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia che ha visto teatro la Marmolada. Ebbene, noi adesso siamo pronti a spostarci ad Asiago perché fra poco ci collegheremo con Ferdinando Garavello perché chiaramente questo è il weekend, è la 3 giorni dedicata alla Triveneta, alla Dunata Triveneta, al raduno del terzo raggruppamento alpini. Vi ricordo gli appuntamenti qui con noi di Rete Veneta per non perdervi nessun momento di questa straordinaria pagina di storia. Domani sera con un lungo speciale di Focus in diretta con tutto l'altopiano, perché ci collegheremo con i cori degli alpini, con Asiago, con i luoghi dove batte, dove pulsa forte il cuore delle penne nere, e poi domenica una lunga diretta imperdibile dalle 8 del mattino, dalle 8:30 insomma del mattino, una lunga diretta per diciamo seguire da vicino l'ammassamento, la sfilata e tutto ciò che propone poi il programma di giornata. Allora, noi adesso se dalla regia mi danno l'ok, vedo collegato con noi Ferdinando Garavello con il primo cittadino di Asiago, però stiamo perfezionando il collegamento. Io a questo punto direi che è possibile lanciare il break pubblicitario, la prima pubblicità della nostra diretta, quindi torneremo fra poco con i nostri collegamenti sia da Asiago sia, ve lo ricordo, con un'ampia finestra dedicata agli aggiornamenti live dalla Marmolada. E allora, piccola pausa pubblicitaria e torniamo fra poco. Sono da poco passate le 12:15, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG. Come detto, prima di andare in pubblicità stiamo perfezionando i nostri collegamenti con l'altopiano e con la Marmolada, quindi due finestre che rimarranno aperte costantemente nel corso di questa lunga diretta fino alle 13:30 per darvi tutti gli aggiornamenti sia sulle notizie di cronaca che abbracciano la tragedia della Marmolada con, lo ricordiamo, la notizia che questa mattina sono stati trovati altri resti e quindi con Tiziana Bolognani sul posto vi aggiorneremo e racconteremo tutto quello che sta succedendo sulla Marmolada e dall'altra parte insomma un'altra montagna, ma il contesto, lo scenario è diametralmente opposto perché andremo sull'altopiano ad Asiago per
dare ampio spazio con tanti collegamenti al raduno del terzo raggruppamento degli alpini, la dunata triveneta che sta interessando proprio in questi minuti tutto l'altopiano, Asiago e quant'altro. Saranno 3 giorni che, lo ripeto, noi di Rete Veneta seguiremo passo dopo passo, 3 giorni che entrano di diritto nella storia delle penne nere, storia che vi racconteremo con tanti speciali, con tante dirette, con tanti approfondimenti. Noi continuiamo a parlare di Marmolada perché se da un lato procedono i soccorsi e il monitoraggio alla ricerca di resti e di, anche se la speranza è sempre più flebile, di superstiti, dall'altro procede anche il monitoraggio dei versanti della montagna. Sentiamo il parere di un esperto. Non si osservano al momento movimenti anomali, cioè tutto è fermo e quindi stiamo a aspettare, perché per capire come sarà l'evoluzione di quella scarpata che si è formata è necessario vedere e misurare. Il monitoraggio sarà continuo, assicura Nicola Casagli, il geologo che col suo gruppo di lavoro ha installato nei giorni scorsi gli strumenti per controllare il comportamento del ghiacciaio dopo il crollo. Cosa succederà ora? Difficile dirlo con certezza. Non possiamo assolutamente escludere niente, cioè ci deve essere la massima attenzione, quindi una sorveglianza sia con tecnologie all'avanguardia come quelle che abbiamo installato, anche con tecnologie per così dire molto semplici come l'osservazione visuale da parte di esperti, che è importantissima, anzi forse più importante rispetto alle tecnologie automatiche, e tutto il possibile deve essere fatto per garantire le migliori condizioni di sicurezza, sapendo che il rischio zero in queste situazioni è totalmente impossibile. Nel frattempo il team di glaciologi al lavoro sulla Marmolada da oltre 20 anni, tra questi gli esperti dell'Università di Padova, ha certificato come in un secolo il ghiacciaio si sia ridotto del 70% in superficie, di ben il 90% se si guarda il volume. Di questo passo è molto probabile che scompaia entro il 2040. Il video diffuso dallo stesso team parla di una progressiva quanto rapida riduzione nei decenni. Eppure, dice Casagli, l'evento di domenica difficilmente poteva essere previsto. Il fenomeno che si è verificato è un fenomeno raro, cioè non è una valanga di neve, non è una frana. Sulle frane e sulle valanghe di neve si fa molto di più, esistono procedure di monitoraggio, sistemi, il sistema nazionale di allertamento, i codici sulle valanghe. Su questi fenomeni, che sono valanghe di ghiaccio e di detrito, proprio perché sono rari, sono un po' sfuggiti all'attenzione. Adesso sicuramente ci torneranno, perché una tragedia di queste proporzioni non può restare senza conseguenze anche istituzionali. Nicolò Zavatta è il 22enne, il più giovane di coloro che risultano ancora dispersi in Marmolada. Ebbene, nel prossimo servizio riviviamo il toccante ricordo del papà che si affida ai social. Una presa di coscienza, un ritratto del figlio nel post di Michele Zavatta, padre di Nicolò, il 22enne di Barbarano Mossano, il più giovane dei dispersi della tragedia della Marmolada. Ha condiviso una foto del suo ragazzo sul gruppo Facebook Dolomitici, di cui il giovane faceva parte, in cui si legge: 22 anni e il sogno di un vero alpinismo ti hanno portato sui fianchi della regina, in riferimento alla Marmolada dove si trovava. Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande, aggiunge il padre. Un corso di sicurezza e salvamento in Crepaccio insieme alla guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno, tra le vittime accertate. Ti dobbiamo un favore, conclude il papà, quello di ricordarti così, risoluto, nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. E a ricordare Nicolò e le sue tante attività sono i concittadini, il sindaco Pretto, vicino alla famiglia. Conosciutissimo, un ragazzo molto dinamico, faceva parte della parrocchia, dei gruppi parrocchiali, amante della musica, suonava in una band locale, per cui era un ragazzo molto che si faceva molto voler bene Nicolò, e quindi veramente ha lasciato un vuoto importante.
Nicolò, che risulta ancora tra i dispersi, i genitori l'altro ieri erano a Canazei per il prelievo del DNA, strumento che viene utilizzato per il riconoscimento nei corpi straziati. Nuovi ritrovamenti risalgono a ieri. Insieme a Nicolò c'era l'amico Riccardo Franchin, anche lui di Barbarano, che è riuscito miracolosamente a salvarsi dalla valanga di ghiaccio e roccia ed è ricoverato all'ospedale di Trento. Mi ha colpito sì perché due giovani ragazzi, fatalità presenti sul posto, due amici poi, due ragazzi che erano appassionati di montagna, che pensavano di godere di una giornata piacevole a quelle altitudini, ed entrambi coinvolti in questa tristissima vicenda. Siamo tutti senza parole. Ricordiamo che il bilancio ad oggi delle vittime è di 10 persone che hanno perso la vita in Marmolada, 6 di queste sono state identificate. Chiaramente è un bilancio ancora provvisorio perché, come ricordiamo, la macchina dei soccorsi e delle ricerche continua a lavorare con grande determinazione, grande impegno per appunto fare chiarezza e per dare una risposta alle tante famiglie, ai tanti parenti di coloro che stanno vivendo momenti davvero difficili, momenti di grande ansia, di grande partecipazione. Ci fermiamo un attimo qui per quello che riguarda gli aggiornamenti dalla Marmolada. Fra poco ci collegheremo proprio sul posto. Perché? Perché introduciamo l'altro argomento di cui vi ho parlato, la Dunata Triveneta degli Alpini. Oggi è un giorno importante perché a Canove di Roana viene inaugurato l'ampliamento del Museo della Grande Guerra. E allora introduciamo questo importante avvenimento che lega storia, tradizione ed emozioni nel prossimo servizio. Questo è un cappello da alpino della Prima Guerra Mondiale ritrovato sull'Ortigara, ritrovato tra le mughe dell'Ortigara. Così come lo vedete è un pezzo di storia, è un pezzo di memoria e viene da pensare di chi era, chi l'ha perso. Sarà morto su quelle balze rocciose l'alpino o avrà portato a casa la ghirba, come si diceva una volta. Queste tante altre domande ci aiutano ad allenare la memoria in un museo, il Museo della Grande Guerra di Roana, un museo che conserva tantissimi reperti, tantissime storie della Grande Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale, ma anche degli alpini, con questa nuova ala che verrà inaugurata proprio in occasione del raduno del terzo raggruppamento degli alpini di Asiago. Per l'amministrazione comunale di Roana è un onore e un onere avere un punto di riferimento così importante a livello nazionale per la memoria della Grande Guerra. Un onore e un onere, però diciamo che prevale l'onore, nel senso che per noi è importante perché qui si respira la storia del 15-18, si respira quello che leggiamo sui libri, si respirano tanti racconti narrati anche da Mario Rigoni Stern, e qui proprio alle nostre spalle abbiamo quello che è stata la nuova parte, diciamo, della collezione, che è stata curata direttamente dal responsabile del museo insieme in collaborazione con l'amministrazione comunale. Questa è una storia parlante, una storia che si deve tramandare ai posteri, ai ragazzi, per far vivere veramente quello che è stato un mondo particolare, un mondo sofferto, un mondo dato dalla storia proprio qui sull'altopiano. Chi raccoglie, cataloga e cura questi reperti non riesce a nascondere l'emozione di trovarsi al cospetto della memoria, neppure dopo tanti anni. Per me è sempre un'emozione. Anzi, anche adesso sono emozionato perché io sono vissuto qua da bambino, quando i vecchi fondatori, di quali c'era anche mio padre, sono riusciti a fare questo bel lavoro, e l'intento loro era quello di portare un monito anche alle generazioni nuove di cosa fosse la guerra, di cosa fosse la brutalità della guerra, ma anche una memoria per tutti quei soldati che avevano l'unica colpa che avevano era di essere giovani e arruolabili. Lo
abbiamo visto nel servizio appena andato in onda, Ferdinando Garavello all'interno del Museo della Grande Guerra di Roana, museo che oggi alle 14 vivrà un momento importante con l'inaugurazione dell'ampliamento di questo museo con una parte dedicata agli alpini. E allora adesso ci colleghiamo proprio con Ferdinando Garavello che è ad Asiago, dove insomma si è in clima di grande festa per questo raduno del terzo raggruppamento degli alpini. Buongiorno Ferdinando, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Allora, con le belle immagini di Fabio Verin passiamo dalle bandiere esposte davanti al municipio di Asiago. Qui siamo pronti, dovrebbe arrivare il sindaco fra qualche istante, perché sono giorni pieni anche di impegni istituzionali anche per Roberto Rigonisterni, primo cittadino di Asiago. Asiago è già vestita a festa, ma questo l'abbiamo visto nei nostri collegamenti nei giorni scorsi. Asiago è già quasi dagli alpini. Ci sono tantissime penne nere, si è appena fermato un gruppetto a chiacchierare con delle biciclette tricolori, ma hanno ammesso di essere venuti in macchina e di aver tirato fuori le biciclette dal bagagliaio per potersi muovere agevolmente qui in altopiano. Allora, è veramente piena di gente e la durata vera e propria deve cominciare, perché siamo con l'inaugurazione. Allora, c'è qualche... Ferdinando, ti interrompo un attimo perché c'è qualche problema con il collegamento. Chiediamo magari a Fabio Verin di tenere l'immagine su di te, ferma su di te, e proviamo ad andare avanti. Allora, stiamo con l'immagine finale. Diciamo ogni tanto volta per essere sindaco che... Allora, niente, dobbiamo rientrare in studio perché c'è qualche problema tecnico con il collegamento, lo perfezioneremo fra poco. E allora noi adesso ne approfittiamo per 2 minuti di pubblicità, tempo di appunto perfezionare il collegamento, e poi ritorniamo con Ferdinando Garavello da Asiago per parlare di alpini e poi per un ampio approfondimento e aggiornamento su tutto ciò che riguarda la drammatica tragedia della Marmolada. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12:30 passate da qualche secondo, siamo in diretta e allora continuiamo a parlare di ciò di cui stavamo parlando prima di andare in pubblicità, cioè della Dunata Triveneta. Quindi parliamo di alpini, parliamo di storia, parliamo di tradizione. Ieri sera il nostro collega Lucio Zanato ha sapientemente raccolto in un servizio che adesso vi riproponiamo le tappe più importanti, gli appuntamenti imperdibili di questa 3 giorni sull'altopiano. Vediamo. Adriano Giuriato, sono qua. Alle 6:30 c'era la sveglia incamerata, no? Pronti a muovere, come mai? Ma qua i tempi si cambiare, bisogna darsi da fare, non si può mica perdere tempo a dormire, ragazzi. Sveglia all'alba questa mattina per gli alpini di Treviso, appuntamento alla sede di Via de Coubertin per il trasferimento verso Asiago. Fido il programma in vista dello sfilamento di domenica mattina davanti all'ossario dell'Aiten. Oggi arriviamo in località Sasso e da là facciamo il sentiero Tillman fino ad Asiago. E domani invece si va ai Castelloni di San Marco, è un sito storico della Prima Guerra Mondiale, e poi sabato invece si va su alla cerimonia alla colonna Mozza. Una salita fino a quota 2105, dove la colonna Mozza porta incisa la scritta "per non dimenticare". E nella marcia del ricordo ci sarà anche la mula Asia. Treviso l'ha voluta per unire tutti i protagonisti della Grande Guerra su quella vetta. Per Asia non è la prima volta di Asiago. No, questa è la seconda volta. Questa volta va col trailer, ma la prima volta siamo andati a piedi partendo da Pederobba, abbiamo fatto tutta la linea della prima guerra mondiale, passando per Cima Grappa, e poi siamo arrivati a Asiago dopo una settimana di marcia. Sabato 11 in vetta la messa al campo, mentre la sera tutto l'altopiano sarà costellato di eventi alpini, a partire dai tanti cori che si esibiranno da Roana a Tresche-Conca con un gran finale ad Asiago. E domenica mattina lo sfilamento del terzo raggruppamento, evento che Antenna 3 seguirà rigorosamente in diretta dalle 8:30.
Continuiamo a parlare di alpini, non sono molti ma resistono nonostante il passare del tempo. Sono gli alpini del Veneziano in partenza per la Dunata Triveneta di Asiago. L'hanno già chiamata la carica dei 100. Sarà infatti questo il numero di alpini di Venezia presenti alla Dunata Triveneta di Asiago dall'8 al 10 luglio. Con una particolarità. Alcune penne nere veneziane andranno in pellegrinaggio venerdì all'alba, prima degli altri commilitoni, alla colonna Mozza sul Monte Ortigara, per ricordare gli alpini andati avanti. Noi abbiamo organizzato un pullman da Portogruaro e quindi spero di arrivare ad avere un centinaio di persone. Il pullman fa tappa Portogruaro, San Stino di Livenza, San Donà e Marghera. Con molti altri veneziani che saliranno con mezzi propri, il ritrovo sarà ad Asiago, precisa Munarini. Le penne nere di Laguna saranno poi ospiti a pranzo del gruppo di Canove di Roana. Si canterà, come sempre, ma stavolta pensando anche alle vittime della Marmolada. Io giusto l'altra sera parlavo con un mio amico di Schio che ha degli amici che sono proprio morti, che conosceva, gente di Malo. E in effetti la mazzata è grossa, era tutta gente esperta, era tutta gente che sapeva dove andare e questa cosa è stata definita imprevedibile ed è un'imprevedibilità della quale bisogna cominciare a prendere atto, perché effettivamente il cambiamento climatico imporrà delle scelte diverse. Comunque chi sa andare in montagna queste cose le vede e ne trae degli insegnamenti. Cambiamo per un attimo argomento e ci spostiamo dallo studio, andiamo a Padova perché vedo collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin per parlare di un problema di stretta attualità, la difficoltà nel gestire l'aumento dei rincari sia delle materie prime che di tutte le bollette, insomma, per gli esercenti e non solo. Valentina Visentin vedo che è in un bar, raccontaci tutto Valentina. Sì, buongiorno, mi trovo all'esterno di un bar di Padova perché cosa sta accadendo in questo periodo? Si riducono gli orari di lavoro dei bar, dei baristi che tengono meno aperto perché non perché non ci sia lavoro, ma perché si trovano a dover costantemente avere a che fare con costi di gestione sempre più alti a causa appunto dei rincari non solo delle materie prime ma anche delle bollette e poi la difficoltà di trovare personale e quindi purtroppo i bar, nonostante ci sia lavoro, come accade per il signor Giuseppe Bonaccorso, si sono visti costretti a ridurre l'orario di apertura. Sì, l'orario di lavoro. Praticamente noi in questo momento stiamo combattendo una carenza di personale mai vista prima. Cioè solo la mia azienda mancano 6 lavoratori full time e anche i miei colleghi tutti quanti si lamentano, siamo tutti alla ricerca di personale che non si riesce a trovare in nessuna maniera, malgrado cerchiamo di fare domande di ricerca di personale su qualsiasi piattaforma esiste, non si riesce a trovare lavoratori in nessun modo, tanto che io a turnazione di pomeriggio tengo chiusi alcuni locali perché non riesco a stare aperto proprio per mancanza di personale. Poi, vista la situazione che abbiamo, non ci potremmo neanche permettere di stare chiusi perché i costi di gestione sono diventati praticamente ingestibili, elettricità, materie prime, c'è tutto schizzato. C'è il cane che si morde la coda. Siamo alla follia, paghiamo cifre pazzesche di materia prima e di energia, non troviamo i lavoratori per lavorare, ormai siamo in una situazione mai vista prima. Io credo che continuando così, ottobre-novembre, non so dove andiamo a finire, non è possibile continuare. Lei aveva cercato anche di aprire in un momento così difficile altri punti vendita, ma è difficilissimo poi È difficilissimo, guardi, io avevo un altro progetto di aprire un altro punto vendita ancora, ma abbiamo fermato tutto per il momento perché vista la situazione sia per quanto riguarda il caro energia, la materia prima, ma soprattutto quello che è più preoccupante è la mancanza assoluta di lavoratori. Non è possibile trovare lavoratori in nessuna maniera. Non riusciamo a trovare lavoratori qualificati, stiamo parlando di lavoratori che siano in grado di servire sia dietro al banco che magari per fare i camerieri, ma anche pagandoli a cifre mai viste prima, non si trovano. Ecco, con questa storia davvero paradossale, Alex, ti restituisco la linea allo studio.
Grazie a Valentina Visentini, grazie al suo ospite, sono sicuramente tematiche che noi raccontiamo da tempo, approfondiremo e continueremo a dar voce alle difficoltà sia delle famiglie che degli esercenti che degli imprenditori. È un momento estremamente delicato per quello che riguarda l'economia e anche il mondo del lavoro. Dedicheremo ampio spazio a queste tematiche nel corso dei prossimi appuntamenti dedicati all'informazione su Rete Veneta. Restiamo però a Padova per parlare di maltempo, perché ancora grandine sul Padovano, colpite ieri nel pomeriggio sia la bassa padovana che l'alta padovana, danni alle auto e non solo. Riepiloghiamo tutto nel prossimo servizio. Nuova ondata di maltempo sulla provincia, colpite da forti grandinate bassa e alta padovana. Ancora grandine sulle campagne. Anguillara Veneta è tra le prime località colpite nel pomeriggio di ieri da chicchi di grandine grandi come noci. Auto e coltivazioni danneggiate. Salva invece la patata americana, prodotto tipico di Anguillara, che in questo periodo è in piena crescita. La grandine ha toccato poi Bagnoli, Conselve e Terrassa Padovana, ma di dimensioni piccole. Dalla bassa all'alta padovana il maltempo si è spostato poi nel triangolo tra Villafranca, Piazzola sul Brenta e Mestrino. Anche qui chicchi di grandine grossi come noci che hanno danneggiato auto, orti e colture. In serata un ulteriore fenomeno di maltempo ha sferzato nuovamente la zona delle Stense con grandinate di dimensioni ragguardevoli. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra 2 minuti con tutti i nostri collegamenti, gli approfondimenti e tutta la cronaca dal nostro territorio. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12:45, siamo in diretta e come promesso apriamo adesso una finestra con la nostra collega Tiziana Bolognani da Canazei per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia della Marmolada. Ben trovata Tiziana, a te la linea per appunto darci tutte le ultime notizie. Sì, buongiorno Alex, buongiorno a te a studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Gli aggiornamenti di oggi da Canazei, mentre alle nostre spalle vedete c'è l'elicottero del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Questa mattina alle 5 dopo un briefing sono partite nuovamente le ricerche cosiddette vista udito sul fronte della frana di ghiaccio, sassi, fango e sono stati ritrovati ancora reperti organici e attrezzatura tecnica. Le ricerche sono state sospese alle 9:30 e subito è stato fatto un nuovo briefing, un nuovo punto della situazione. Sul posto questa mattina, come d'altra parte ieri, hanno lavorato 14 uomini del soccorso alpino, una squadra con 2 unità cinofile e 2 vedette. Cosa sono le vedette? Sono persone in carne ed ossa che monitorano i dati che vengono rimbalzati dall'interferometro e dal radar Doppler che sono stati posizionati all'interno del ghiacciaio e che sono in grado di carpire ogni minimo movimento di quella faglia che è ancora instabile proprio sopra il cratere ad oltre 3.000 metri di quota. Il cratere che si è aperto domenica attorno alle 13:30 quando quella massa enorme, impressionante di ghiaccio si è staccata travolgendo
le cordate di alpinisti che in quel momento erano impegnati nella risalita. La conta delle vittime è ferma a ieri, 10 morti e sono ancora 5 le persone reclamate dai familiari. Si sta cercando di matchare, di confrontare il DNA dei reperti che sono stati dei reperti organici e dei reperti materiali che sono stati trovati e rinvenuti in questi giorni con il materiale prelevato dai familiari. Per l'appunto per fare questi test genetici che sono eseguiti dai RIS di Parma, che hanno garantito di poter svolgere, dare i risultati delle analisi in tempi assai rapidi, parlavano di 15 massimo 20 giorni. Nel frattempo allo stadio del ghiaccio tutto il materiale viene portato in quella sorta di camera ardente dove sono state sistemate le prime salme recuperate nell'immediatezza dell'evento già domenica, e dove ci sono stati i primi riconoscimenti. I feriti sul fronte veneto sono resta ricoverato in gravi condizioni ancora all'ospedale di Treviso in terapia intensiva il paziente, l'alpinista trentino, che è stato recuperato domenica, mentre migliorano sensibilmente le condizioni di salute dei 2 alpinisti di nazionalità tedesca. Uno è ricoverato all'ospedale di Belluno e dopo essere stato sottoposto a diversi interventi dalla terapia intensiva ora si trova nel reparto di ortopedia, comunque sempre sotto osservazione, un po' più critiche comunque stazionarie le condizioni di salute dell'alpinista tedesca, che invece è ricoverata al Santa Maria del Prato di Feltre. Ieri qui a Canazei ancora una volta lo Stato ha mostrato la sua presenza e la sua vicinanza ai soccorritori e ai parenti delle vittime. Già lunedì con il capo del governo Mario Draghi. Ieri a Canazei è salita la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che ha detto grazie evidentemente ai soccorritori, che ha parlato di un lutto che colpisce l'Italia intera e ha parlato anche dell'attenzione che la politica deve naturalmente riservare al rischio idrogeologico, un tema che deve essere governato perché tante sono le situazioni di fragilità non solo sull'arco alpino ma in tutto il territorio italiano, al punto che la Presidente Casellati ha detto dovremmo andare metaforicamente, dovremmo andare in giro tutti con un caschetto per proteggerci dagli eventi. Domani la giornata di lutto di tutti i comuni della zona. Alle 18, tra le 18 e le 18:10 i negozi abbasseranno le serrande, ma alle 18 inizierà la messa di commemorazione con la partecipazione di 2 vescovi, quindi una messa che sarà concelebrata da 2 vescovi, il vescovo di Trento e il vescovo di Vicenza, e quello sarà il momento per commemorare le vittime, ma anche un momento di preghiera per esprimere vicinanza ai familiari delle persone che purtroppo hanno perso la vita e ai familiari di chi invece ancora non è tornato a casa e ai familiari di chi ancora non ha un corpo su cui piangere. Alex. Tiziana, ci hai dato un quadro della situazione estremamente preciso e aggiornato, noi ti ringraziamo. Solo una domanda, quella sorta di camera ardente al Palazzo del Ghiaccio è un luogo dove chiaramente si vivono emozioni di straziante dolore e la domanda che ti facciamo è: si respira ancora una flebile speranza o la fiammella appunto della speranza per quello che riguarda le persone ancora disperse è definitivamente spenta?
Alex, assolutamente no, questo lo hanno detto i tecnici già proprio nella giornata di lunedì. Pensate, sono passati oramai oltre 5 giorni dall'evento e purtroppo quello che il ghiacciaio sta restituendo sono resti organici e materiale tecnico, cioè attrezzatura. Le speranze, probabilmente l'unica speranza che aveva, come dire, a cui aveva auspicato il Presidente della Regione Zaia, la speranza che fra quelle persone reclamate vi siano persone che non avevano avvisato casa, quelle persone che vanno in vacanza per lunghi periodi e che non hanno l'abitudine di, non dicono dove vanno e non hanno l'abitudine di relazionarsi con i propri familiari, e quindi magari di persone di cui non si conosce per davvero neppure l'identità. Quindi l'unica speranza è che queste persone ad un certo punto, al termine del periodo di vacanza, si facciano vive con i propri cari. Peraltro, se avete visto la violenza di quell'enorme frana causata proprio dallo scivolamento del ghiacciaio che è stato sospinto dall'acqua che scorreva ai suoi piedi, la violenza è stata una violenza impressionante e l'evento si è consumato davvero in pochissimi secondi. È stato veloce, rapido, drammatico e tragico, e quindi già subito sin dai primi momenti della tragedia la possibilità di trovare persone ancora in vita erano date per remote. Alex, questa è purtroppo ai noi la situazione di questa tragedia che resterà negli annali dei disastri accaduti in montagna. Tiziana, un'ultima domanda prima di salutarci. Alcuni parenti sia delle vittime che delle persone attualmente considerate disperse chiedono chiarezza, hanno anche parlato di formare un comitato proprio per fare luce sulle responsabilità, sulle dinamiche di questa tragedia. Quali sono gli ultimi aggiornamenti sotto questo punto di vista? Gli aggiornamenti stanno nelle parole del procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, che un paio di giorni fa, dopo aver aperto nell'immediatezza un fascicolo di indagine con un'ipotesi di reato che è quella di disastro colposo, ha dichiarato praticamente nell'immediatezza che l'evento è stato imprevedibile, ma che è stato altrettanto, ma che è impossibile indicare e prevedere imperizia o imprudenza, escludendo quindi che questo episodio drammatico abbia delle responsabilità. Il fascicolo con questa ipotesi di reato che non ha iscritti nel registro degli indagati è un atto giudiziario dovuto che dà la possibilità di svolgere quegli accertamenti giudiziari cosiddetti irripetibili e che potranno cercare di fare luce più che altro sull'evento, sulla meccanica dell'evento, non su responsabilità. Sappiamo che ci sono sicuramente familiari che hanno chiesto, si stanno costituendo in comitato per chiedere di fare luce su eventuali responsabilità, cosa che è umanamente comprensibile, anche perché voi sapete che subito dopo la tragedia
C'è stato, come al solito, si è aperto il circo nei social, e che i leoni da tastiera si sono sbizzarriti nel fornire ipotesi più o meno strampalate, al punto da causare anche l'indignazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, che in un post preciso ha richiamato tutti alla serietà e soprattutto al rispetto che si deve alle vittime. Ecco, questo è come dire l'evento che ha umanamente, noi crediamo, che ha umanamente spinto i familiari a immaginare che vi sia stata una responsabilità, che questo episodio sia stato causato, questo evento sia stato causato per colpa dell'uomo. L'uomo c'entra nella questione ambientale, l'inquinamento è provocato dall'uomo, lo scioglimento dei ghiacciai è un fenomeno che viene denunciato oramai da decenni. Sicuramente nessuna mano ha spinto materialmente quel ghiacciaio, e nessun tipo di allerta avrebbe potuto evitare, nessun tipo di allerta, perché non c'erano materialmente i presupposti, avrebbe potuto bloccare le cordate che quel giorno, che quella mattina erano impegnati per risalire il ghiacciaio della Marmolada. Grazie a Tiziana Bolognani, buon lavoro, resterai chiaramente a disposizione qualora, e restiamo noi a tua disposizione, qualora ci fossero degli aggiornamenti, richiedici la linea. Buona giornata e buon lavoro alla nostra collega da Canazei. Noi rientriamo in studio perché oggi è un anniversario particolare e anche drammatico, perché 7 anni fa, l'8 luglio del 2015, un tornado si scagliò su 3 comuni della Riviera del Brenta, Dolo, Mira e Pianiga. Ci fu una vittima, il 63enne Claudio Favaretto, quasi 100 feriti e tantissimi danni al territorio. Riviviamo quei momenti e questo drammatico anniversario. Un morto, 92 feriti, 400 sfollati, 500 case lesionate, di cui 90 abbattute, capannoni e negozi scoperchiati, decine di auto da rottamare e produzioni agricole distrutte. In tutto circa 100 milioni di danni tra Dolo, Mira, Cazzago di Pianiga. Era l'8 luglio del 2015. Una tromba d'aria mise in ginocchio una parte della Riviera del Brenta, con Villafini a farne memoria dopo 7 anni. Anche il comune farà la sua parte, già dalle prossime ore. In tutte le occasioni che avremo l'8 luglio pubbliche ricorderemo quei minuti devastanti per Dolo e la Riviera del Brenta. Ciò perché effettivamente sia una ferita che oramai non sanguina più, però ricorda quanto importante sia rispettare la natura. Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, ma è interesse di tutti quello di tutelare Dolo, città d'acque. Qual è invece la situazione degli indennizi a sfollati e sinistrati? Tutti sono stati elargiti dei contributi dovuti, rimane qualche particolarità legata in questo caso a Villafini, che però non dipende dall'ambito pubblico ma quanto appunto dalla proprietà stessa. Un'occasione questa per ricordare alle istituzioni anche l'importanza da dare alle ville storiche di Dolo. Ma dopo 7 anni da quel fatto, grazie alle somme raccolte con gli SMS solidali della Regione, si potrà realizzare un'opera pubblica. La cosa che manca a distanza di 7 anni è la rinaturalizzazione della località Cesare Musatti, con annessa anche il ripristino della passerella che dà al magnifico parco di Villa Angeli. Noi adesso, mentre continuiamo a tenere d'occhio l'ANSA, le agenzie, insomma, per darvi in tempo live tutti gli ultimi aggiornamenti anche su fatti di cronaca. Stavamo controllando adesso il bollettino Covid e ne parleremo fra poco, perché
anche oggi è una giornata difficile sotto questo punto di vista per il Veneto. Ebbene, adesso ci fermiamo un attimo per 2 minuti di pubblicità, rientriamo con la cronaca, con i nostri collegamenti insieme a Ferdinando Garavello e con tante altre notizie. A fra poco. Sono da poco passate le 13, questo vuol dire che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora insieme, c'è tempo e modo per continuare a darvi tante notizie di cronaca e di attualità con i nostri collegamenti, con i nostri approfondimenti. E noi, a proposito di cronaca, apriamo la pagina di quello che riguarda le notizie di cronaca del nostro territorio. Ci spostiamo a Venezia, dove la grandinata di ieri pomeriggio ha costretto un aereo all'atterraggio di emergenza all'aeroporto Marco Polo. Atterraggio d'emergenza ieri pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Un aereo da turismo è stato colpito da una tempesta di grandine che ha infranto i vetri della cabina di pilotaggio. Grazie alla prontezza dei piloti, il velivolo, un bimotore a elica da 6 posti, è riuscito ad atterrare. Era partito dall'aeroporto Unicelli del Lido con destinazione Germania. Il maltempo però l'ha bloccato quasi subito. Quando si sono infranti i finestrini, i piloti hanno contattato la torre di controllo di Tessera, chiedendo di poter atterrare. Lì è scattato il piano d'emergenza, mobilitando vigili del fuoco, il personale di terra per l'assistenza, le forze dell'ordine e il servizio sanitario aeroportuale. Quando sono riusciti a fermarsi, i 2 piloti avevano il volto pieno di sangue a causa delle schegge di vetro che li avevano colpiti. Sono stati subito presi in carico dall'ambulanza e trasportati all'ospedale di Mestre. I 2 passeggeri, invece, erano in condizioni meno gravi. A Vicenza adesso, dove la polizia arresta un pregiudicato straniero che ha tentato di scardinare la porta d'ingresso di un condominio in piena notte. È notte a Vicenza, al 113 arriva l'allarme. Viene segnalato che un personaggio, dopo essersi aggirato in modo sospetto nella zona di via Scalcerle, ha iniziato a cercare di scardinare la porta d'ingresso di un condominio. Gli agenti delle volanti si precipitano sul posto e individuano il malvivente che non oppone resistenza e, bloccato, viene portato in questura. Perquisito, gli vengono trovati addosso diversi arnesi atti allo scasso. Il giovane, un 19enne della Moldavia, con molti precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, viene dichiarato in arresto. Al termine del giudizio per direttissima, il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà il malvivente applicando la misura cautelare dell'obbligo di firma in questura. Restiamo a Vicenza perché poco dopo le 11 di ieri è scoppiato un incendio in una palazzina, incendio che per fortuna non ha causato vittime. Sirene in via Ziggiotti a Vicenza. Il fumo nero e le fiamme si alzano dal piano terra di una palazzina con 4 appartamenti. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autobotte e 7 pompieri che riescono a domare l'incendio e a circoscrivere prima e poi a spegnere le fiamme, evitando che il fuoco possa propagarsi. Il rogo distrugge gli arredi del soggiorno, causando danni da fumo in tutto l'appartamento. Il calore danneggia le pignatte del solaio del soggiorno, inutilizzabile è la stanza del piano superiore. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta che ha lavorato per 2 ore per il completo spegnimento. Per fortuna nessun ferito. E una mamma incinta al 9° mese ha rischiato di partorire in ascensore dopo essere rimasta bloccata appunto nel vano dell'ascensore. È successo a San Donà di Piave. Il bimbo ha rischiato di nascere in ascensore per la mamma incinta al 9° mese che si è scoperta, vista la circostanza e il caldo afoso delle scorse ore, essere quasi claustrofobica, protagonista insieme ad altre 3 persone della disavventura dell'ascensore bloccato per una buona mezz'ora.
Il fatto a Sandona di Piave, in un ascensore privato di un condominio del centro, ieri mattina intorno alle 10. È stato l'arrivo dei vigili del fuoco a liberare i 4 malcapitati con il vano ascensore che nel frattempo, senza aria condizionata, ha mandato nel panico tutti i residenti del palazzo, preoccupati soprattutto per le condizioni di salute della donna incinta e del suo piccino portato in grembo. Liberati dai vigili del fuoco di San Donà, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso in autoambulanza. Sta bene, così come il piccolo che porta in grembo e che partorirà tra pochi giorni. Lo abbiamo detto anche prima, adesso blocchiamo un attimo la nostra pagina di cronache, il susseguirsi delle notizie, per ritornare a immergerci nel clima di festa, storia ed emozione che contraddistingue la Dunata Triveneta degli Alpini, il raduno del terzo raggruppamento degli Alpini, che vede l'altopiano protagonista, che vede Asiago al centro di questa manifestazione che, lo ripeto, noi di Rete Veneta seguiremo con le nostre dirette, con i nostri speciali. Vi ho già ricordato più volte nel corso di questo Focus TG gli appuntamenti per non perdervi nulla del racconto di questi 3 giorni straordinariamente intensi. Ebbene, dicevamo, vi ho già parlato dell'inaugurazione, dell'ampliamento del Museo della Grande Guerra a Roana, con un'ala del museo dedicata proprio agli alpini. Ebbene, adesso cediamo la linea al nostro collega Ferdinando Garavello, che si trova proprio nel museo, che ci racconta di storia ed emozioni di questo importante giorno per Roana e per tutta la comunità. Ferdinando, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo all'interno della nuova ala del Museo della Grande Guerra qui a Roana. Con le immagini di Fabio Verin vi stiamo facendo vedere la ricostruzione meravigliosa di una postazione di mitragliatrice in Ortigara, quindi il calvario degli alpini. Quindi questa è una vera e propria palestra della memoria. Poi nel corso del pomeriggio potremo, perché ribadiamo, siamo qui in anteprima, deve ancora essere inaugurata, e abbiamo avuto la cortesia da parte del museo, da parte dell'amministrazione comunale, di poter dare un'occhiata qui, di fare questa diretta da qui. Dicevamo, questa è una palestra della memoria, perché ci sono tantissimi reperti, ci sono tantissime storie da raccontare qui all'interno, e credo che nessuno possa farlo meglio di Vittorio Magnabosco, che invito a comparire qui con noi, presidente del Museo della Grande Guerra di Roana. Presidente, allora intanto grazie per questo tempo. E da qui partirà il raduno del terzo raggruppamento, da qui partirà ufficialmente la Dunata Triveneta con l'inaugurazione di questa ala. Insomma, si parte con l'emozione proprio. Sì, è una grande emozione, anche perché abbiamo rimandato per almeno 2 anni questa occasione, e io sono contento perché siamo riusciti a farla con gli alpini. Gli alpini che fanno parte della storia d'Italia e anche dei nostri monti. Quindi è un'emozione dentro di me, anche dei miei compagni, che è grandissima, e penso anche per i nostri altopianesi. Anche perché ci dicevano che durante l'inaugurazione verranno citati tutti quelli che sono venuti prima, tutti quelli che hanno contribuito alla creazione di questo museo, che mi dicevano è fra i più importanti d'Italia per la varietà, la quantità, la qualità dei reperti. Un esempio su tutti: c'è un cappello d'alpino che poi vedrete ritrovato fra le mughe dell'Ortigara, che già da solo basterebbe a raccontare chissà quante storie. Quindi questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Sì, noi non abbiamo mai considerato di essere arrivati a un punto, ma sempre di ripartire il giorno dopo, perché ogni giorno arrivano anche donazioni da tutta Italia. Quando vengono qui a visitare il nostro museo, vedono che è tenuto bene, che abbiamo molti reperti, ogni reperto parla dei propri cari, e la settimana dopo ci arriva sempre qualcosa, o una medaglia, o certificazioni, o diplomi di questi cari che hanno perduto in guerra.
Allora, un museo è, lo dicevamo qualche giorno fa con il sindaco Elisabetta Magnabosco, un onere, ma è anche un onore. Io chiedo al sindaco di raggiungerci qui, allora lo mettiamo in mezzo fra la stampa e il museo. Sindaco, dicevamo una grande soddisfazione partire da qui, un impegno anche e soprattutto per parlare non tanto agli amanti che insomma vengono comunque a vedere, ma magari alle nuove generazioni. Sì, le nuove generazioni arrivano qui, hanno un colpo d'occhio bellissimo, un colpo d'occhio che non è dato solo da questi elementi storici di grande valore, ma è dato anche da quello che è un connubio con le app di guida, in cui si arriva e si vive direttamente il museo sul posto, si entra proprio nel corpo di tutti questi oggetti, di tutti questi indumenti, di tutto ciò che c'è, e sembra quindi di respirare, di tornare indietro, fare un passo indietro nella storia, ma vivendola in modo serioso, vivendola non solo quindi con un documento che può essere un libro o quant'altro, ma può essere invece qualcosa di vero che si può toccare, si può respirare con tutti i sensi. Dicevamo che questa nuova ala che verrà inaugurata oggi, è un'ala che potrà cambiare i propri contenuti, quindi magari potrà diventare sede di un'esposizione di un altro genere. Avete già qualche idea, avete già qualche proposta per il futuro? Ci sono state già delle mostre importanti, ricordiamo l'ultima sui coltelli, sempre in collaborazione con il Ministero della Cultura, e abbiamo anche un tecnico che viene e quindi una persona che ci viene a gestire anche questo tipo di mostre. Adesso è stata dedicata agli alpini, quindi ci sono dei pezzi memorabili, dei pezzi importanti seguiti direttamente quindi dal Presidente, ma di sicuro ci saranno altre mostre a tema dopo l'estate, diciamo, e quindi nell'autunno e nel periodo invernale. Adesso io ho una domanda per tutti e due. Qual è il pezzo qui dentro che vi emoziona di più, al quale siete più affezionati? Sindaco, c'è qualcosa che quando lei vede le fa fare un tuffo al cuore? E personalmente sì, io sono figlia di un artigliere di montagna, quindi il cappello d'alpino ritrovato e donato da Ronzani di certo non passa indifferente, così come il cappello di Dal Pozzo. Sono, diciamo, quei segni che a me toccano di più. Ma per me tutti i pezzi toccano ed emozionano, però forse un pezzo che mi ricorda di più è il 420, che è uno dei pezzi più grossi che c'era d'artiglieria ai tempi della Prima Guerra Mondiale. E ho un'emozione perché quella volta che l'hanno preso avevano fatto una colletta del paese, perché non c'avevano i soldi. E mi rimane bene in mente perché avevo 10-12 anni. Allora, con queste dichiarazioni molto personali da parte dei nostri ospiti, noi vi cediamo la linea. Ringraziamo Elisabetta Magnabosco, sindaco di Roana, e Vittorio Magnabosco, presidente del Museo della Grande Guerra. Naturalmente ribadiamo, da qui parte il percorso che porterà al raduno del terzo raggruppamento, da qui però parte anche un percorso della memoria che va visto, quindi l'invito è venite a vederlo perché è un museo straordinario, può aprire 1000 porte, 1000 idee. Poi sappiamo, la memoria è un muscolo che va continuamente allenato. Alex, vi cediamo la linea, buona giornata. Grazie a Ferdinando Garavello, grazie a Fabio Berin e ai vostri ospiti. Dici bene, è un museo, un percorso di memoria che noi di Rete Veneta contribuiremo a percorrere insieme. Insomma, vi ricordo che la nostra emittente seguirà in diretta tutti i momenti più importanti di questa 3 giorni straordinaria di eventi, storia ed emozioni che riguardano il raduno del terzo raggruppamento alpini, la famosa adunata triveneta. Ebbene, noi continuiamo adesso con la cronaca, continuiamo con le notizie dal territorio, torniamo in provincia di Venezia, rapinato e pestato dal branco mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Sottomarina di Chioggia, vittima un ragazzino di 14 anni.
14 anni di Adria, rapinato e pestato selvaggiamente dal branco di ragazzini tutti più o meno coetanei mentre si trova in vacanza con la famiglia a Sottomarina di Chioggia. Il fatto ieri pomeriggio. La vittima, circondata dal gruppo di aggressori, tutti chioggiotti tra i 14 e i 16 anni, si è vista prima derubata del borsello con all'interno tutti i soldi contenuti nel portafogli e poi aggredita con colpi a calci e pugni, tanto da essere finita in ospedale con contusioni al viso, ferite pure all'occhio, alla testa e all'altezza di un timpano. Il 14enne, dopo essere stato derubato, pensava di poter sistemare le cose con il branco da solo e in piena autonomia. È in questa circostanza che subisce il violento pestaggio, con il padre della vittima che riesce poi successivamente a identificare molti dei ragazzini della baby gang grazie alle descrizioni fornite dal figlio. Ora la famiglia è intenzionata a sporgere denuncia contro gli aggressori. Parliamo adesso di sicurezza, ci spostiamo a Vicenza, dove i controlli della questura si sono concentrati sugli edifici abbandonati. Vediamo. Sicurezza, obiettivo, edifici abbandonati. Con l'ultima operazione la questura mette in campo più di 30 uomini e donne della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del reparto prevenzione crimine. 3 i posti di controllo lungo le arterie stradali, passati al Setaccio, il centro storico, Campomarzo, il quadrilatero accanto alla stazione ferroviaria. Blitz all'interno degli ex magazzini generali per verificare la presenza di personaggi non autorizzati. Il controllo degli edifici abbandonati è fondamentale per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti ad attività criminali, a volte presenti illegalmente in Italia. Lo stato di degrado e abbandono in cui versano questi edifici verrà segnalato ai responsabili perché adottino tutte le misure di vigilanza utili a evitare che si possano creare problemi di ordine e sicurezza. Nel corso delle operazioni di polizia sono state identificate 87 persone, di cui 38 straniere e 23 con precedenti penali o di polizia. 21 i veicoli controllati, 4 gli esercizi pubblici. Al termine il questore ha firmato 5 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza, 8 avvisi orali, 2 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di un nigeriano e di un gambiano con precedenti e che dovranno lasciare il paese entro 7 giorni e infine un ordine di accompagnamento alla frontiera per un marocchino di 52 anni con precedenti per furto aggravato, ricettazione, lesioni personali, danneggiamento, porto abusivo di armi, rissa, minaccia e rapina, che è stato trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza dagli agenti della Polizia Locale di Montecchio Maggiore e nei prossimi giorni verrà imbarcato sul primo volo disponibile per essere rimpatriato nel suo paese. Paura l'altra notte tra Mussolente e San Zenone degli Ezzelini. 2 grossi tronchi, 2 alberi sono stati segati e sono precipitati sulla carreggiata. Uno di loro ha colpito un'auto in transito. Criminalità scatenata tra Mussolente e San Zenone degli Ezzelini ed è viva per miracolo la 41enne che era alla guida di questa Mercedes, rimasta schiacciata sotto un grosso albero piombato sulla strada in via Vittoria poco prima delle 3 di stanotte. Una pianta tagliata con una motosega da sconosciuti per farla precipitare al suolo in un punto pericoloso in prossimità di una curva. E non è la sola, la seconda, segata allo stesso modo, è stata fatta cadere 1 chilometro più ad est, a San Zenone, in questo caso senza causare feriti. Una nottata di paura, lungo la statale è rimasta chiusa fino alle 6 di stamattina. Tagliare la pianta con una motosega nel pieno della notte, e non solo a Mussolente ma come sappiamo anche a San Zenone, è inquietante perché non si sa cosa volessero fare questi delinquenti, non si sa dove volessero andare a parare, cioè vuol dire si tratta di un furto, si tratta di cosa, non lo sappiamo. L'obiettivo potrebbe infatti non essere l'auto. Chi ha agito potrebbe aver bloccato la circolazione stradale per compiere una qualche azione criminosa a cui poi ha dovuto rinunciare. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Pare ci sia stato un tentativo di furto di ruspe e muletti da un'azienda di San Zenone,
macchinari che i malviventi avrebbero potuto impiegare per assaltare la sede di qualche altra ditta, forse di Preziosi. Stiamo a stretto contatto logicamente con la centrale dei Carabinieri, perché grazie alle telecamere, ai varchi che abbiamo installato proprio nell'accesso al paese, speriamo si possa risalire quantomeno all'auto o ai mezzi che sono stati utilizzati per fare questa pazzia. Un'azione che ha lasciato tutti senza fiato. Fortunatamente la 41enne non è in gravi condizioni, rimane però lo shock per quanto accaduto. Pensare a delle persone che fanno gesti simili è veramente sconcertante, perché non si sa neanche come fare a prevenire una cosa del genere. Incendio di sterpaglie a Cadoneghe, indagano i vigili del fuoco. Brucia un campo a Cadoneghe, le fiamme hanno distrutto anche una roulotte e un'auto. I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì all'ora di pranzo in via Caponte per l'incendio di un campo incolto vicino ad un'abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, sono riusciti con notevoli difficoltà a spegnere le fiamme ed evitare il coinvolgimento dell'abitazione. Il rogo però ha bruciato una roulotte e un'auto, distrutti oltre 600 metri quadri di sterpaglia di terreno incolto utilizzato come deposito con materiale disseminato su tutta la superficie. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre dei vigili del fuoco intervenute. Paura nell'Alto Vicentino, per un uomo caduto sul fiume è stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco. Torre Belvicino, è stato necessario l'intervento di una eliambulanza per trasportare con urgenza un uomo rimasto ferito a seguito di una caduta accidentale da una sponda di un corso d'acqua alto 5 metri. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via Molino Mondonovo. L'uomo, mentre passeggiava, ha accidentalmente perso l'equilibrio contro una pianta ed è finito ruzzolando alla base del ponte. È stato casualmente un passante a sentire le urla e le richieste di soccorso dell'infortunato, rimasto immobilizzato a terra. È stato necessario l'intervento anche di una squadra di vigili del fuoco arrivati da Schio per raggiungere l'uomo e trasportarlo sulla strada principale per essere soccorso dai sanitari del SUEM prima di essere evacuato con l'eliambulanza. E adesso a Cassola un 37enne del posto è stato denunciato per mancato soccorso dopo aver investito un 17enne in moto. Fugge dopo aver investito un 17enne in moto. È stato rintracciato e denunciato dai carabinieri del radiomobile di Bassano il pirata della strada, un 37enne di Cassola, che il 21 giugno scorso a Rosà si è dileguato dopo aver provocato un incidente stradale, lasciato a terra ferito un giovane motociclista trevigiano, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano. Le indagini dei carabinieri, grazie anche ad alcuni filmati di videosorveglianza e testimoni dell'incidente, hanno consentito di raggiungere rapidamente l'identità del pirata della strada, che dovrà rispondere del reato di fuga e omissione di soccorso. Ci spostiamo adesso nel Padovano, a Vigonza. Dopo la denuncia arriva il foglio di via per i giovanissimi vandali che domenica notte hanno lanciato sedie contro i baristi di un locale del paese. Vediamo. Foglio di via e divieto di avvicinamento. In pratica non potranno mettere piede a Vigonza per un anno i giovanissimi vandali che domenica notte hanno lanciato sedie danneggiando il bar Movenpick e ferendo 2 baristi. I 2 ragazzi di origine ecuadoregna di 19 e 16 anni sono stati rintracciati dai carabinieri e interrogati in caserma poche ore dopo l'episodio di violenza. In preda ai fumi dell'alcol hanno seminato il panico tra gli avventori del locale perché i baristi, vista la presenza di minorenni nel gruppo e il loro stato già alterato, non volevano servire alcolici. Nel video circolato nei social si sentono urla e si vede la rabbia dei ragazzi che non esitano a sfogarsi contro i baristi che si chiudono dentro il locale per evitare di essere colpiti da pugni e sedie. Un'escalation di violenza durata diversi minuti. Alcuni dei ragazzi, infastiditi dalla risposta della barman, hanno iniziato prima a tirar fuori alcuni alcolici che avevano nei propri zaini, mentre uno di loro, da seduto, ha scagliato una bottiglia di liquore contro la vetrata del locale mandandola in frantumi. Il 19enne aveva già precedenti. Insieme all'amico di 16 anni sono stati denunciati. A questo punto la questura ha attivato le procedure per emettere il foglio di via obbligatorio, provvedimento che impedirà ai 2 di tornare nel comune di Vigonza per un anno al fine di non mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità collettiva.
E torniamo a parlare anche oggi di emergenza siccità, una situazione che sta mettendo in difficoltà non solo amministrazioni comunali, le famiglie con tante ordinanze dei sindaci che stanno cercando di razionare l'acqua pubblica, ma la siccità inevitabilmente mette in difficoltà il comparto dell'agricoltura, un comparto che veniva già da un periodo difficile. Bene, la scarsità d'acqua per irrigare i campi fa calare drasticamente le rese agricole. Vediamo. Presidente, in questo momento sta irrigando un campo di mais. Sì, diciamo che sto tentando di irrigare un campo di mais perché abbiamo la riduzione di portata in primis e come si vede abbiamo poca pressione, poca quantità di acqua e di conseguenza non si riesce a raggiungere tutto l'appezzamento. Ci vuole molto più tempo che non è a disposizione e tra l'altro la prossima la avremo fra 15 giorni, sperando però che in mezzo arrivi la pioggia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque ci sarà una riduzione di produzione. Un calo medio stimato intorno al 30% sia per il mais che per il grano. Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura, con Coldiretti che denuncia la siccità è diventata la calamità più rilevante, con danni per la quantità e la qualità dei raccolti. In questa fase per la pianta è una fase molto delicata perché sta iniziando la fioritura, di conseguenza è il momento in cui ha necessità di bisogno di più acqua. Non potendola andare compromette la produzione, di conseguenza il calo del 30-40% ci sarà sicuramente. Dal campo di mais ci spostiamo di poche decine di metri. La scarsità d'acqua, con la riduzione anche del numero di irrigazioni ogni 15 giorni anziché 7, costringe gli agricoltori a fare delle scelte. Come imprenditori dobbiamo scegliere se irrigare i prati stabili, parlo per la sinistra Brenta, oppure il mais. Irrigando il mais i prati stabili non producono fieno, di conseguenza dovremo andare nel mercato per acquistare il prodotto, per cui una spesa ulteriore per le aziende agricole. Diventa vitale raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di scarsità. Il Veneto recupera soltanto il 5% dell'acqua piovana rispetto alla media nazionale dell'11%. Il dato è preoccupante perché senza acqua non c'è agricoltura. Bisogna effettivamente fare delle forti riflessioni e creare dei micro bacini. Inutile che tendiamo dei grandi bacini perché hanno un impatto sul territorio molto importante. Ha molta più valenza dei piccoli bacini, recuperando magari anche delle cave dismesse o comunque dei territori marginali dove si possono creare. Per questa edizione di Focus TG è tutto. Vi ricordo gli appuntamenti serali con l'informazione di Rete Veneta, TG Bassano e TG Vicenza. Noi ci rivediamo domani alle 12. Buona giornata.